Amici, oggi siamo qua a documentare una manifestazione straordinaria. Parliamo della storia della musica in Sardegna. L'avevano definita la Woodstock della musica sarda, ovvero Iknos. Dopo tanti anni si torna in questa location strepitosa, un palco enorme, importante, perché importanti sono tutti gli artisti che oggi si esibiranno qua dalle 3 del pomeriggio fino a notte fonda. Qua c'è tutta la Sardegna, qua si rifà la storia della musica isolana. Si parte. Procurate moderare, estirpare sus abusos, a terra sul mare sus, a terra sul dispotiu, guerra se egoísmo, guerra sus opressores, justos tiranos minores, es preciso umiliare, procurate. Guardate qua, è questo che mi piace di questo tipo di concerti, che uno può mettersi al fresco, ascoltare la buona musica, che come vedete non è altissima di volume, si può chiacchierare, poter mangiare qualche prodotto tipico, ma soprattutto poter fare una passeggiata in questo luogo. Grazie mille. Qua è un continuo presentarsi di artisti nuovi, credo siano 21, ma non si contano più perché è un continuo alternarsi di artisti uno dopo l'altro, un brano, 2 brani a testa e si scende. E qui per noi intimi, Irene Locke. Buonasera a tutti. I can find a reason and results of justified what I feel. Poveraccia però, è costretta a parlare con Red Ronnie davanti che non se ne perde una, gli sta attaccata, già lei è emozionata che sta presentando le sue nuove canzoni e lui non si muove, non se ne perde uno. Truth is I still believe. The truth is I still believe. Io prima gli stavo dicendo, guarda Red Ronnie com'è immobile, non respira pur di non muovere la telecamera, stavi riprendendo la Locke. Sì. Brava la Locke, brava. Beh, sono qui anche per vedere nuove realtà sarde, anche perché le vedi tutte raccolte in un unico giorno, te le vedi tutti, hai capito? Quindi è bello. Affi vai e tessi, non puoi dessi, a tesse fi vai non potessi mai, ma la sai de dessi, fi vai de pressi, ma non rai a tessi, c'è non di dessi, affi vai e tessi, non puoi dessi, a tesse fi vai non potessi mai, ma la sai de dessi, fi vai de pressi, ma non rai a tessi, c'è non di dessi. Ma e tu l'avevi visto Iknos, quello bello del... bravo! Sì? Chiamati giù quel ristorante lì che c'è giù. Allora abbiamo già bevuto. Ci abbiamo bevuto per... Affi vai e tessi, non puoi dessi, a tesse fi vai non potessi mai, ma la sai de dessi, fi vai de pressi, ma non rai a tessi, Gevo di dessi, grazie a tutti. Grazie Iknos, Nardo, Maras, Fondazione Maria Carta, Giacomo Serrelli e tutti gli artisti Sardus. Ma ti piace stare qua? Ma chi vi è piaciuto di più oggi? Ma questo è un nuovo canto sardo, vero? Si chiama canto a gridu, così è. Fatemelo tutti e 3 insieme.
Evidentemente il suono di questi artisti richiama le persone che magari sono al mare, al lago, da qualche parte a prendere il sole, perché come vedete appena hanno cominciato a suonare, a cantare, piano piano questo piazzale si sta riempendo. Questo premio è dato a un uomo, che sarei io, che è un nome al plurale. Ecco, questo lavoro che è il simbolo della vostra comunità, i cavalieri con le pandelas e l'ardea che viene richiamata in questo lavoro. Ma cosa sono venuta a fare? Scivolata in mezzo al mare, con la nausea che mi cresce. Dovevo nascere pesce. Patate bollite e pecora bollita per il blues è un toccasana. È proprio blues ultra. come il whisky in America, noi In America il whisky per fare blues. Patate bollite e pecora bollita. non ce n'è. A parte gli scherzi, Francesco Piu, oggi con la musica avete veicolato un messaggio importante, tanti temi toccati, in particolare quello dello spopolamento, e tu ne sei un esempio, perché tu hai scelto sempre di continuare a fare la tua musica qua, non sei andato via. Sì, in realtà c'è stata una parentesi in cui sono stato via, una parentesi durata 6 anni, e poi il richiamo della terra, dell'isola è più forte di tutto. Sono tornato, continuo a fare la mia musica da qua, mi muovo dappertutto e poi torno alla base, insomma. Quindi si può vivere di musica ancora in Sardegna? Diciamo di sì, speriamo di farlo sempre, insomma. Questo gruppo l'abbiamo un po' acciuffato per i capelli. Loro, li avete riconosciuti, sono i Train to Roots, un'altra delle nostre eccellenze musicali sarde in giro per l'Europa e per l'Italia. E sempre vado in tristura